Ciao ragazzi, sapete cos'è il pestrin? In pratica è quello che avete appena visto, ovvero antichissimo frantoio del 1500, un frantoio rimasto intatto e soprattutto funzionante. Si trova all'interno dell'azienda agricola La Pignara, qui di Monselice. La Pignara, la vedete qui alle mie spalle, un'azienda agricola di produzioni bio che continua a far vivere la storia grazie a due fattori: il mantenimento della struttura, cosa sicuramente non semplice, e grazie al fatto che Sandro e Valentina, marito e moglie, tengono viva questa stessa memoria con questi eventi, in cui si può fare un tuffo nel passato per immergersi nell'atmosfera d'altri tempi, ma anche nelle fatiche d'altri tempi. E oggi è il giorno dell'apertura, l'azienda apre le porte oggi in occasione della merenda in corte Agreste, dove si possono certo assaggiare i prodotti buoni, tipici di questa terra e di questa azienda, ma soprattutto si può fare un tuffo nel passato, a contatto con la vita rurale di quel tempo, anche se ovviamente, ma l'avrete già capito, a scopo dimostrativo. Sandro, dove siamo qui? Sembra di essere in un altro mondo, in un'altra epoca. Forse minimo 500 anni fa, se non 700, qui abbiamo un pestrin, detto pestrin proprio perché deve pestare le olive, e questa macina verticale di 120 quintali in trachite. Siamo a Monselice, quindi la patria della silice, la pietra più pesante in assoluto. Cosa deve succedere? È che le olive hanno nascosto l'olio in piccoli sacchettini di vescichette all'interno e bisogna farle scoppiare. Come facciamo a scoppiare? Con un martello? Con un guanto chiodato come succedeva nei primi del secolo ai tempi dei Romani? No, ecco che qualcuno si inventa la macina in piedi invece che orizzontale. E schiacciando l'osso e l'oliva e la polpa, queste vescichette si rompono e l'olio, diciamo che esce, ma non esce come il mosto, diciamo che esce ma rimane attaccato alla sansa delle olive, e quindi poi bisogna, con un procedimento e attraverso l'uso dell'acqua, separare la parte dell'olio dalla parte solida dell'oliva. Questo avviene con un torchio. Solitamente il torchio è una leva, perché è una vite tutta in legno e con la leva però qui abbiamo una soluzione, diciamo, innovativa dopo il 500. Cioè Leonardo da Vinci inventa il paranco, un moltiplicatore di sforzo, e quindi io posso schiacciare di più le olive, non direttamente sul castello della vite senza fine, ma in una colonna libera dove, girandola attorno, moltiplica lo sforzo e l'acqua esce insieme all'olio. Ecco, il vantaggio di questo contesto che vedete è conservato e funzionante in tutte le sue parti. Partiamo dalla macina a trazione animale. L'animale di notte era qui, al caldo mangiava e ogni tanto girava. Poi abbiamo un contenitore per l'acqua, per fare l'acqua calda, che è chiamata fornea, dove venivano inserite le fascine, che non si possono mettere invece nel focolare, e quindi l'acqua calda serve, tiepida diciamo, calda tiepida, serve per aiutare l'olio a uscire dalla sansa della pasta delle olive. Abbiamo il focolaro perché dobbiamo tenere un po' di caldo perché l'olio esce più facilmente. Siamo già praticamente ipogei, il monte qui è più alto di questo soffitto imponente con questi travi squadrati da salone delle feste, che però devono portare il peso delle olive, perché sopra immagazzinavano le olive, ogni giorno devono essere girate, altrimenti ammuffiscono, inacidiscono, irrancidiscono, un po' quello che succede anche in nave, ogni giorno c'è qualcuno che va dentro e le mescola, forse. E qui abbiamo questo contesto di travi tirati fuori con l'ascia, non sono segati, non si vedono segni di sega d'acqua veneziana. Questo è un po' il contesto che finestre non ce ne sono, non serve la luce. Qui c'hanno le torce che hanno affumicato anche i travi, che però nel suo contesto li hanno aiutati a non prendere i tardi. A colpirmi di questo luogo non è stato soltanto il frantoio, la presenza della macina a trazione animale. A proposito vi dico che Stella, la bellissima e dolcissima asina che si è gentilmente prestata, ha fatto solo qualche giro, poi non c'è stato più verso di farla andare avanti. Del resto è un'asina, ma come tutti gli asini è un animale molto intelligente. A un certo punto ha detto: sapete che c'è? Io mi fermo. Vabbè. Ma in ogni caso quello che conta è che poi Sandro ha fatto provare ai tanti bambini che sono intervenuti un qualcosa di unico, perché ha fatto provare loro cosa significa girare la macina, ovviamente con tutte le accortezze, ma ha fatto sentire anche quel minimo di fatica, il senso della vita rurale del tempo, la semplicità di questi gesti che venivano fatti per sopravvivere.
E ovviamente tutto inoculato a modo di divertimento, perché è così che bisogna fare con i bambini. Intanto però il messaggio è passato. Poi è toccato anche ai genitori, anche a loro Sandro ha fatto provare a girare le macine. Ha provato a insistere, magari vediamo chi resiste per un'oretta, chi gira. E i genitori hanno fatto come Stella. A un certo punto hanno detto, sapete che c'è? Andiamo a mangiare, va là. Eh già. Da quanto tempo appartiene a te o alla tua famiglia? Allora, noi siamo venuti qui, mio papà era nel 1908, nel 29, dall'est, diciamo dal deserto d'est, e qui c'era la possibilità di dare in affitto questo podere e l'hanno sempre conservato e mantenuto. La macina, chiamiamola Pestrin o Molazza, perché si è salvata? Perché l'hanno sempre usata fino all'85, quando poi con il ghiaccio gli ulivi sono morti e quindi c'è stato un po' di mancanza di olive, però era la macina aziendale, quindi era un vantaggio fare l'olio a casa propria. Ecco, questo era un po' il dato. Loro avevano già una certa età e negli anni 70, 80, 90, dove via tutto che qua ci sarebbero più trattori, la macina è rimasta integra. E quindi per te è una testimonianza della storia rurale di questa terra, oltre che della tua famiglia. Questo è un sito, al di là del frantoio, al di là della corte, al di là della loggia, al di là della cantina, al di là del pollaio segreto perché di notte c'erano i ladri a due gambe, al di là della raccolta dell'acqua con un sistema di filtrazione con le camere, con la sabbia, al di là delle feritoie per difendere il granaio, perché qui c'era un gastaldo che per Monselice custodiva le derrate alimentari. Tu cosa produci oltre all'olio? Che immagino non produci più in questo modo. No, allora si può produrre perché la trachite è vulcanica ed è lavabile igienicamente, basterebbe cambiare i fiscoli, i contenitori poi dove schiacci e si potrebbe fare, solo che per affioramento hai una perdita quasi del 50% dell'olio, anche se poi i turbi nel 30 io ho le scritte che li vendevano e usati nel pane lo ammorbidiscono. No, usiamo un'altra perché è più veloce, non c'è l'uso dell'acqua, quindi non c'è l'ossigeno che è un nemico dell'olio. La velocità è a favore dei profumi. I profumi nell'olio sono l'1% ed è facile perderli. Insomma, una giornata sicuramente diversa, quel giusto mix fra storia e sapori contadini che sono un po' anche la filosofia di Sandro e di Valentina, che oggi hanno aperto le loro porte, ma che nella vita sono imprenditori agricoli a tutti gli effetti, con tanti prodotti che loro realizzano, soprattutto con le farine ricavate dai grani di loro produzione. Quindi ci sono veramente tantissimi prodotti, dai grissini, le schiacciate, dei dolci e quant'altro, che oggi sono diventati un po' l'oggetto di questa merenda, insieme a tanto altro che tra poco sentirete. Insomma, una giornata diversa, in aperta campagna, vedendo all'opera Stella, ma riuscendo anche a immedesimarsi nell'atmosfera di un tempo. E soprattutto una buona occasione per stare a contatto con la natura e per socializzare, soprattutto a merenda. E che merenda! Oggi qui si celebrano molte tradizioni, non soltanto l'olio, anche in tavola c'è qualcosa di buono. In tavola c'è il nostro olio che è accompagnato dalla pasta e fagioli, non pasta, fagioli e patate, pasta e fagioli, sono i fagioli il segreto della pasta e fagioli, ovvio che costa di più, ma e l'olio sopra ci sta da Dio, poi c'è il schisotto con l'olio d'oliva e oggi lo assaggeranno tutti, un pane cotto a legna dove l'olio se lo ciuccia, dove poi si spalma sul palato e vengono fuori tutti i profumi. Poi abbiamo coinvolto un pastaio che fa i gnocchi con le nostre patate e quindi un gnocco quello a vecchia maniera che ha il buco dietro, insomma passato sulla grattugia. Oggi non ho voluto farli dolci come nella tradizione qui con la cannella e il formaggio e lo zucchero, perché sai era una cosa sfiziosa, però li facciamo con ragù. Sandro, tu perché sei qui e che cosa provi a essere qui dentro? Allora, mi è capitato di andare in qualche evento anche a Roma o mi hanno chiamato custode o agricoltore, è quella UI che fa la differenza. Se uno, ma in tutti i lavori, se uno mette la U, mette la passione, le cose le salva, e se uno salva le cose ha la possibilità delle altre persone trasmetterle e guardarsi intorno e dire no, quella cosa lì deve rimanere, le cose vanno via perché non si sa la loro valenza. Molte cose sono salvate per sbaglio o per volontà di qualche persona illustre. Io
cito sempre una frase famosa di un personaggio che ha sempre il gravattino e gli occhialetti, che diceva la cultura salverà il mondo, e questo lo ripeto molto alle persone. Anche questo mondo? Soprattutto a questo mondo. Bisogna tornare alla terra, chiamata anche primario, quindi viene prima di tutte le altre cose.